Buonasera a tutte e a tutti, vi do il mio benvenuto in sala in questo caldissimo pomeriggio di aprile e come già ormai la maggior parte di voi saprà se avete partecipato a delle proiezioni nelle scorse giornate, quest'anno abbiamo deciso di sostituire i consueti sponsor commerciali con quelli che noi abbiamo definito dei social sponsor, ovvero delle realtà impegnate attivamente nel sociale, nella difesa dei diritti umani e alle quali abbiamo scelto di dare uno spazio di visibilità e di intervento proprio per valorizzare e sensibilizzare rispetto a queste tematiche. In ognuna delle serate precedenti e delle giornate precedenti di questa edizione del festival abbiamo quindi dato voce a alcuni referenti di queste organizzazioni e associazioni con le quali abbiamo avuto il privilegio di collaborare. Questa proiezione in particolare si svolge con la partecipazione e il sostegno della sezione italiana di Amnesty International, che, come sapete meglio di me, è un movimento globale che ormai da decenni è attivo in tutto il mondo e fa del volontariato e della solidarietà un po' il suo punto di forza. Per parlare un po' più nel dettaglio delle sue attività e delle campagne di Amnesty International, darei la parola a Paolo Pobbiati. Salve. E Paolo ormai lavora con Amnesty da 30 anni e in qualità di attivista, ma ha anche ricoperto varie cariche internazionali, tra cui quella di presidente. E Paolo, ti lascio la parola così. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e devo dire, è bellissimo vedere in un sabato pomeriggio di primavera, con un tempo come quello che c'è oggi, così tante persone che vengono a vedere un documentario sulla Corea del Nord. Credo che sia veramente importante. Allora, sulla Corea del Nord io potrei parlare per ore, ma non vi preoccupate, starò dentro i 5 minuti che mi ha assegnato Martina. Vorrei però fissare alcuni punti che sicuramente poi ritroverete anche nella visione del documentario. Allora, sono 4 i punti fondamentali che secondo me vanno messi a fuoco sulla Corea del Nord. Il primo è quello che è un paese poverissimo. Cioè le persone, la gente è povera, la gente ha fame, vive in un livello appena al di sopra e non sempre ci arriva della sopravvivenza. Peraltro l'epidemia di Covid che ha fatto chiudere le frontiere ha peggiorato ulteriormente la situazione. Nonostante questo c'è una narrazione del regime nordcoreano che descrive come il paese più bello del mondo. Per cui si verifica questo paradosso in questa società che è a metà tra il mondo distopico che era stato descritto da Fritz Lang in Metropolis e Willy Wonka, la fabbrica del cioccolato, dove i cittadini sono incoraggiati, spinti a manifestare il loro gradimento nei confronti del regime. Peraltro appunto gradimento forzato, però tenete presente che la popolazione coreana ha pochissime possibilità di entrare in contatto col mondo al di fuori, non c'è internet, i collegamenti telefonici internazionali non funzionano, sono comunque preclusi alla maggior parte della popolazione e soprattutto qualsiasi manifestazione, non dico neanche di dissenso, perché i dissidenti non esistono più da decenni in Corea del Nord. È una società che è stata educata a essere disciplinata. Comunque qualsiasi manifestazione che tenda a porre in discussione lo status quo viene repressa con estrema durezza. L'ultima frontiera della repressione nordcoreana è quella delle telenovele, delle serie televisive che arrivano clandestinamente su chiavette USB da Sud Corea. E proprio il 18 gennaio di quest'anno è passata una legge che criminalizza la detenzione e la visione di queste telenovele. Addirittura viene usata una formula piuttosto curiosa perché vengono demonizzate tutti i prodotti realizzati nella lingua fantoccio della Corea del Sud. Il coreano è la lingua identico a nord e nella Corea del Nord e nella Corea del Sud. Poi cambiano i termini, la lingua viene chiamata in maniera diversa a nord e a sud, però è la stessa lingua, ma quello che evidentemente il regime teme è il fatto che
la lingua che arriva attraverso questi prodotti, che sono prodotti di intrattenimento, non è nulla di politico, però possa portare dei modelli diversi, dei modelli che sono consumistici, che fanno vedere ai nordcoreani com'è realmente la vita negli altri paesi e quindi appunto che possa portarli a mettere in discussione il regime. Per molti nordcoreani la via è quella della fuga. E infatti questo documentario racconta proprio la storia di persone che decidono che per sopravvivere non possono più stare lì. Peraltro, noi lo sappiamo bene, questa è un'esperienza comune a tantissime persone. Le poche decine di migliaia, dalle 30 alle 50 mila di profughi nordcoreani sono una minima parte dei 60 milioni, 60-70 milioni tra profughi, richiedenti asilo e rifugiati che girano per il mondo e che sono una parte dei 400 milioni di migranti, quella manodopera, quell'umanità galleggiante che si sposta da un punto all'altro della terra. Ma per i nordcoreani è peggio, perché quasi mai per gli altri è problematico uscire dal proprio paese. Casomai il problema c'è quando si è in luoghi dove non si è più protetti, oppure nei luoghi d'arrivo che ti risbattono indietro, come facciamo anche noi. Per i nordcoreani il rischio più grosso è rappresentato dal fatto di uscire, perché le guardie di frontiera hanno l'ordine di sparare sulle persone e anche se la fuga riesce, spesso c'è il rischio, soprattutto se si scappa in direzione della Cina e il confine più permeabile, di essere rimandati indietro. Quindi questa è veramente una situazione tragica. Concludo facendo una piccola considerazione personale. Fino a 10-15 anni fa il regime di Kim Jong-un era quasi una sorta di nota di colore nel mondo, una sorta di cascame di quei regimi basati sul culto della personalità della metà del secolo scorso. Oggi qualche cosa è cambiato ed è molto inquietante, perché oggi Kim Jong-un non è più tanto solo, oggi può contare su alleati che lo sostengono. La Cina è sempre stato il suo alleato storico, però oggi lo fa con più convinzione, anche per tenere lontani gli americani dalla zona nord del Pacifico occidentale. Però c'è la Russia con cui ha intrapreso scambi commerciali sempre più importanti, scambi di tecnologia militare, lo sappiamo bene anche, perché è una cosa che poi riguarda anche l'altro lato della Russia, quello che dà sull'Ucraina, con l'Iran. E quindi questo paese che prima sembrava isolato, appunto, quasi un regime destinato a morire di autoconsunzione, oggi si sta inserendo poco per volta in quell'asse di autocrazie che spesso ben conosciamo e che purtroppo anche da noi godono di tante simpatie e favori, tanto da non essere così tanto a rischio di autoconsunzione. E questa è una cosa che temo poi, prima o poi, riguarderà anche noi. Vi auguro una buonissima visione di questo documentario, ringrazio ancora Martina e il Festival per averci coinvolti. Niente, buona visione. Grazie Paolo. Permettetemi ancora 2 parole veloci sul film che state per vedere. È un film che ha riscosso un successo internazionale notevole. Prima di approdare qui a Pordenone è stato presentato lo scorso anno al Sundance Film Festival e ha ottenuto anche una candidatura ai BAFTA. È un film molto potente in cui l'efficacia e la potenza delle testimonianze di quelli che sono appunto i disertori nordcoreani, che sono i protagonisti di questo film, si intervalla delle immagini altrettanto potenti, delle immagini che sono state filmate di nascosto, a costo della vita, e che ci offrono uno sguardo inedito su una realtà che non conosciamo del tutto e che soprattutto ci risulta lontana e quasi al limite del surreale. E non manca tuttavia, nonostante tutto, un filo di speranza in questo film, in questo reportage drammatico, che risiede nei racconti di quei pochissimi nuclei familiari che sono effettivamente riusciti che sono usciti trionfanti da questo disperato tentativo di evasione che
hanno in qualche modo avuto l'opportunità di ricominciare a vivere altrove. Lascerei a questo punto parlare le immagini e vi auguro una buona visione. Grazie ancora.